Scuole chiuse sino al 29 settembre, niente mercato settimanale. Licata nel caos per l'emergenza rifiuti che ha spinto il sindaco Angelo Graccio a firmare due distinte ordinanze, con le quali ha disposto la chiusura di tutte le scuole della città e la sospensione del mercatino. Quest'ultimo provvedimento è stato fortemente sollecitato dall'azienda sanitaria provinciale di Agrigento, preoccupata per il livello di allarme igienico-sanitario. La spazzatura ha ormai invaso tutte le strade, tanto da spingere il capo dell'amministrazione ad adottare i due provvedimenti a tutela della salute pubblica. Alla base dell'emergenza rifiuti il contenzioso tra il comune e la società d'ambito Detalo Ambiente, che vanta solo per il 2012 un credito di 3.900.000 euro. L'amministrazione comunale non è in grado di pagare l'intera somma e ne ha chiesto una dilazione. La Dedalo chiede però che, oltre alla rateizzazione, il comune certifichi il proprio debito. Il braccio di ferro ha provocato, a partire dal 24 agosto scorso, una forte riduzione del servizio di raccolta. In alcune zone i rifiuti hanno raggiunto circa 2 metri di altezza. Dei 10 autocompattatori abitualmente impiegati, ne viene mantenuto in servizio solo uno. L'ASP ha anche chiesto alla Procura della Repubblica di Agrigento di avviare un'inchiesta per ricercare tra l'amministrazione e Dedalo Ambiente la sussistenza di eventuali responsabilità o inadempienze circa il prolungarsi di uno stato di emergenza igienico-sanitaria che sta comportando rischi ogni giorno più elevati per la salute pubblica dell'intera collettività cittadina.